Non stancatevi mai di parlare di mio figlio, Alberto Trentini. A seguito dell'accorato e commovente appello di Armanda Corrusso in conferenza stampa, ecco la voce giusta e potente di Giuseppe Giulietti, giornalista veneziano e coordinatore di Articolo 21, dall'inizio di questa vicenda al fianco della famiglia Trentini e di tanti altri drammi internazionali. Alberto Trentini è da oltre 600 giorni in un carcere del Venezuela, non sappiamo neanche il capo d'accusa, ha parlato una volta 20 secondi con la mamma. Comunque lo si pensi è una cosa intollerabile. Lui è un volontario, ha sacrificato la sua vita per gli ultimi, non c'è ragione alcuna per cui sia in quel carcere. Il problema è che l'Italia non ha rapporti col Venezuela. Ce l'ha con la Libia, ce l'ha con l'Egitto, ce l'ha con la Turchia, non li ha col Venezuela. E quindi la trattativa è molto complessa e molto difficile. L'informazione, scandisce Giulietti, può e deve esercitare un ruolo importante. Il caso Trentini viene illuminato a giorno, fino a quando Alberto non sarà rientrato a casa in Italia. Se posso, come Associazione Articolo 21, io rivolgo un appello a tutti e a tutti voi di accendere tutti i riflettori, di dare voce alla famiglia, agli amici, agli avvocati, veramente di illuminare a giorno quel carcere. È un carcere buio, è un brutto carcere come hanno riferito i testimoni, evitiamo di correre il rischio di cancellare anche il ricordo di Alberto Trentini. Le luci dell'informazione in questo caso possono battere il buio del carcere.